in diretta 18:08. Ho fatto anche la selezione natalizia. T'ho fatto, l'hai fatta per l'universo mondo che ci ascolta, non essere così umbilicale, cioè tu vedi questo microfono. Warning, appunto. Come si dice in russo? Si dice Drotniebia. Proprio. Ci stanno ascoltando. Amici della Russia, confermate. Warning si dice come si dice warning in russo? Grazie, un sms al 346. Scriveteci la pronuncia 27756, ovviamente non in cirillico, grazie. Esatto, pronuncia facile per Dratniecka, che secondo me è il nome russo. Oh, non avevano chiesto aggettivi, strano. No, l'ascoltatore agisce male a queste. Sì, prendi nota. Non domandare più aggettivi, esatto. Non c'è grande domanda di aggettivi qui tra gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Comunque questi erano i Beach Boys, non sembrava. Non sembravano. Vediamo se però una canzone di Natale dei Beach Boys. Vediamo se adesso da casa riconoscono il prossimo pezzo della selezione musicale de Bordonaro. Vabbè, ma questo è recente. Dici che lo riconoscono? Sì, abbiamo promesso Tony Bennett, la più recente di Tony Bennett, di quelle famosissime. Io alzerei il volume. Dici che è meglio alzare il volume? Sì, allora la mandiamo. Sì. Vai. E ve l'abbiamo mandato Tony Bennett, e adesso, come tutti i martedì, ci colleghiamo con il governatore di Regione Lombardia in diretta con noi, Roberto Maroni. Buonasera Roberto. Eccomi qua, buonasera a tutti. Buonasera. Allora,
a tutto il popolo sovrano che ci ascolta, la possibilità è quella di parlare con Roberto Maroni a filo diretto 02 66 20 35 29. Siete subito in diretta, si spalanchiamo le linee e non dovete pagare 10.000 euro come per andare alla cena di Renzi, come diceva. No, esatto, si parla gratis con Roberto Maroni. Per i più timidi c'è l'SMS 346 64 277 56. Roberto, come giudichi queste inchieste che stanno colpendo Roma Capitale? Ho visto una trasmissione ieri sera su una rete che parafrasando il film La grande bellezza, definiva Roma la grande schifezza, e di questo si tratta. È una cosa da veramente che fa pensare e che fa reagire, e immagino i cittadini provino questo senso di schifo veramente, che colpisce tutti, colpisce la politica, colpisce le istituzioni e rende difficile poi continuare a fare bene quello che facciamo, perché ci sentiamo tutti coinvolti. Poi ovviamente chi ha sbagliato deve pagare, naturalmente, e spero, mi auguro che la magistratura faccia quello che deve fare con grande rapidità, però certamente sono secchiate di fango che vengono buttate addosso alle istituzioni e noi dobbiamo reagire. E l'unico modo per reagire è quello di governare bene, di governare con onestà, di risolvere i problemi dei cittadini, quello che noi in Regione Lombardia siamo impegnati quotidianamente a fare. Ecco, riguardo allo scioglimento invece del comune, cosa che è stata fatta per tanti altri comuni, quindi in maniera molto veloce, ci sarebbero forse gli estremi per Roma in questo caso oppure no? Oppure meglio aspettare? Ma la procedura è molto precisa, prevede l'accesso del prefetto agli atti. Stiamo parlando di scioglimento per infiltrazione mafiosa, perché lo scioglimento per dimissioni o impedimento è un'altra cosa, lo può fare il prefetto. Invece lo scioglimento per infiltrazione mafiosa lo fa il Consiglio dei Ministri, non lo fa il Ministro dell'Interno, a seguito di una ispezione fatta attraverso l'accesso agli atti che fa il prefetto. A seguito di questo c'è una relazione e il prefetto propone al Ministro dell'Interno lo scioglimento, se ci sono le condizioni, e poi il Ministro dell'Interno va al Consiglio dei Ministri che delibera. Questo normalmente richiede almeno 6 mesi di tempo. Questa è l'esperienza che ho avuto io da Ministro dell'Interno, non è che l'accesso agli atti si fa in 2 giorni e poi finisce tutto, no? Quindi penso che non ci sarà nessuno scioglimento del Consiglio Comunale di Roma, del Comune di Roma, perché i tempi non ci sono. Se però l'accesso, che mi pare sia stato deciso dal prefetto, avverrà rapidamente, se dovessero esserci evidenze immediate, allora sì, il Consiglio dei Ministri dovrebbe deliberare, ma sono procedure che normalmente richiedono molti mesi. Allora abbiamo gli ascoltatori che hanno preso la linea, li mandiamo subito in diretta, partiamo con la cornetta più veloce. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Sì, grazie. Volevo fare a Maroni 3 domande velocissime. Velocissime se sono 3. La prima che mi sta più a cuore: quando si raccolgono le firme per il referendum per l'autonomia della Lombardia? Ecco, okay. Ovviamente un referendum propositivo, chiaramente. Seconda domanda, che cosa ne pensa lui di presentare liste nel centro-sud? Perché io personalmente sono molto contrario, no? Perché c'è il rischio di contaminarsi e che entri dentro cani e porci. E poi la terza domanda, viene accusato da alcuni della sinistra di essere lui ad aver creato, cioè istituito i campi rom in Lombardia, e volevo sapere appunto se è un'accusa falsa, come io credo, oppure se per caso magari nel passato avesse una ratio fare un discorso di questo tipo. Grazie mille. Grazie per la risposta. Grazie mille. Maroni. Roberto, te lo passo dalla subito. Terza, ho letto anch'io queste cose, ma è una stronzata, per usare un termine tecnico. È esattamente il contrario, è un'altra degli stravolgimenti della verità fatta dalla sinistra. No? Io che cosa avevo fatto? Io avevo creato un fondo che avevo messo a disposizione dei comuni, ma per chiudere i campi nomadi, non per aprirli, per chiudere i campi nomadi definitivamente, dando delle risorse ai comuni per sistemare il campo stesso e bonificarlo. Questo era lo scopo del fondo,
e quindi è esattamente il contrario di queste stronzate che dice la sinistra, per usare le parole chiare. Seconda cosa, le liste al sud, io non ho paura di questo. Certo, bisogna fare una bella selezione, informarsi bene di chi sono, evitare, come all'inizio della Lega. Io ricordo benissimo a metà degli anni '80, quando la Lega ebbe l'esplosione, che arrivarono tutti al nord, ex qualche cosa, ex DC, ex PSI, ex PRI, ex PC anche, e la regola fu inventata da Bossi, giustissima, che chi era stato tesserato ad un partito nei 5 anni precedenti non poteva neanche iscriversi alla Lega, non solo diventare consigliere comunale. La stessa regola dobbiamo fare, secondo me, al sud, no? Perché sennò è troppo comodo e si rischia di imbarcare persone, gente che vuole salvare se stessa e non fare il bene della Lega. Quindi questo è il suggerimento che io ho dato a Matteo Salvini e chi si occupa del sud, poi avendo una qualche esperienza anche nel sud da ministro dell'interno, una mano posso darla anch'io. Terza cosa, non bisogna raccogliere le firme per il referendum sull'autonomia, deve essere approvato dal Consiglio regionale e io posso indirlo entro il 28 di febbraio. Qual è il problema? Che il Consiglio regionale, lo Statuto della Regione Lombardia dice che non basta la maggioranza assoluta, serve una maggioranza qualificata dei 2/3. Quindi la maggioranza che mi sostiene non è sufficiente, abbiamo bisogno di 7-8 voti in più che devono essere dell'opposizione. Per questo stiamo cercando di capire se il PD si ravvede sul no a pregiudiziale preconcetto al referendum, se il Movimento 5 Stelle, che ha fatto qualche apertura, può essere disponibile. Il tutto va fatto entro il 28 di febbraio, ma io ho l'assoluta convinzione di farlo e che riusciremo a farlo. Allora, prendiamo ancora un'altra telefonata in diretta. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Mi senti? Sì, sei in onda, ciao. Sì, sono Mohammed Alodi. Ciao Mohammed. C'è il Presidente. Voglio dire ascolta. una cosa, che sto scandalo qua di Roma. Prego. Adesso c'è questo scandalo di Roma, c'è l'Expo, la mafia, e se volete facciamo una scommessa che passano 3 anni, 2 anni, per me non succederà niente, nessuno andrà in carcere e c'è una roba a rubare, rubano. E poi per le cose nomadi, questi campi qua, se non ci sono le leggi, io non lo so, adesso sono parole per fare ascolto in televisione, passa un anno e non succederà niente, per abusivi che entrano dalle case popolari di Milano, qualsiasi cosa, se non ci sono le leggi, nessuno le rispetta e nessuno le farà. Per me sono parole, basta, e mi dispiace e non lo so Marone cosa pensa. Alla fine lo Stato italiano figurati, non riesce a farsi le leggi contro i delinquenti italiani, figuriamoci con i delinquenti stranieri. No, devi fare una cosa forte, però devi essere non danneggiare, non devi essere troppo estremista, però devi essere bravo a fare delle cose. Vedrete quello che succederà a Roma e quello che succederà all'Expo a Milano, passa un po' di tempo e dimenticano tutto. Adesso fanno dei campi di nomadi, qualsiasi cosa, entrano nelle case popolari. No, fai la legge, non è casa tua, no, scendi, boh, è finita lì. Però sono parole e basta, secondo me, non lo so cosa pensa il Presidente. Grazie. Roberto, la stessa cosa. Le leggi ci sono, anzi le leggi c'erano, le avevo fatte io per la sicurezza urbana, i campi nomadi, sul potere ai sindaci di fare anche le ronde, vi ricordate? Le associazioni, i gruppi di cittadini che sotto il controllo del sindaco potevano girare e controllare e prevenire i furti negli appartamenti, eccetera, eccetera. Le leggi c'erano, smesso di fare il ministro, sono state cancellate purtroppo, ma le leggi ci sono contro la corruzione, contro quello che è successo a Roma, e bisogna che la magistratura faccia quello che deve fare in tempi rapidi, non dopo 10 anni o 15 anni, come purtroppo avviene ogni tanto, no? E quindi, ma le leggi ci sono certamente, almeno quelle per colpire il malaffare di mafia capitale. Tra l'altro questo neanche la Lega era mai arrivata a definire Roma come mafia capitale, no? La magistratura ci è riuscita. Sulle occupazioni delle case popolari a Milano c'è stata la manifestazione l'altra sera
fascisti, così li chiamo, i violenti fascisti davanti alla Scala, che protestavano contro gli sgomberi, mamma mia, e protestavano quindi contro di me, gli sgomberi nelle case popolari ALER. Io voglio dire loro di stare tranquilli, perché noi continueremo con gli sgomberi. Chi non ha diritto a stare non può stare, punto. Dopodiché noi abbiamo preso come regione anche delle misure per aiutare chi non può, e cioè la cosiddetta morosità incolpevole. Se uno è disperato e se uno, avendo diritto a stare nella casa popolare, non riesce a pagare perché ha perso il lavoro e ha i figli da mantenere, noi gli diamo un aiuto. Ok, non siamo così sconsiderati da dire sono cavoli tuoi, ma chi occupa abusivamente, togliendo quindi il posto a chi ha diritto a entrare, sarà sgomberato, e se ritorna dentro sarà rimesso fuori, non c'è il minimo dubbio su questo. L'ultima telefonata, vi chiedo di essere velocissimi. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Ciao, sono Mario da Varese. Ciao, salve Maroni, io l'ho conosciuta tanti anni fa qua a Albert Varese col suo complessino, che se non mi sbaglio era al distretto 51. Complimenti per la carriera. Complessino, è una big band, altro che complessino. Beh, i tempi, passato qualche mese fa, mi sembrava piccolino, comunque suonava bene, devo dire la verità. Una cosa, anch'io ieri sera ho visto quel programma, sono rimasto un pochino colpito un po' dall'inizio, che c'era il ministro Alfano, che mi è dispiaciuto molto che invece la domanda gliel'ha fatta uno di Casa Pound, un ragazzo lì o che cosa, che effettivamente, ma sto ministro Alfano non si sente un po' tanto responsabile che col suo Mare Nostrum li ha portati qua, visto che ci costava 300.000 euro, lei lo saprà più di me cosa è costato, e in più è venuto fuori questo scandalo. Ora io non voglio dire che era tutta un'associazione, però è come se io comprassi un camion da 100.000 euro che non so che mi deve rendere 150.000 euro in 5 anni, se no non riesco a pagarlo. Cioè, abbiamo solo dei pirla o c'è anche qualcuno che fa i conti? Salve, buona serata. Ecco. Beh, il giudizio che noi diamo, che la Lega dà sull'operazione Mare Nostrum, è noto a tutti. E il giudizio quindi su chi ha gestito, ha voluto e ha continuato a favorire, perché di questo si tratta, gli ingressi dei clandestini, è altrettanto noto, non devo aggiungere nulla. Mi pare peraltro che con l'operazione Triton, o come diavolo si chiama, che dovrebbe sostituire Mare Nostrum, in realtà non sostituisce un bel niente. Adesso sono un po' calati gli ingressi, ma perché succede sempre quando si va verso fine anno, verso il freddo, che calano, non per l'operazione della Commissione europea, che non c'è. E quindi il giudizio non può che essere negativo. Quelli che arrivano qui vengono portati qua, se hanno i soldi pagano prima, se non hanno i soldi si impegnano poi a trafficare a favore dei trafficanti in tutti i modi possibili e immaginabili, ma questo si chiama delinquenza comune, no? Purtroppo è così, lo sappiamo, e un'operazione come Mare Nostrum ha favorito i trafficanti, spiace dirlo, ma è così. Bisogna tornare a quello che facevo io, cioè bloccarli, non farli partire dalla Libia e da dove partono. Si può fare, certo, ci sono le regole internazionali, basta volerlo. Purtroppo il governo italiano non lo vuole esattamente il contrario. Roberto, grazie mille per questi collegamenti e ci sentiamo forse anche martedì prossimo, forse l'orario sarà un po' diverso per farci anche gli auguri di buon Natale. Nel frattempo grazie mille. Grazie. Questo filo diretto col governatore Roberto Maroni, insomma. Filo diretto gratuito. Grazie esatto. A voi. Grazie, ciao Roberto. Ciao. Non dovete andare a una cena per parlare con un assessore. Dovete prendere la linea stasera, esatto, era anche facile. Al costo del vostro operatore telefonico. Esatto, facilissimo. La main sur le cœur, allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Ti ricordi che avevamo parlato di quel preside della Bergamasca che vietava il presepio? Sì. Sai che cosa è saltato fuori? Che in passato l'hanno dossierato ed è saltato fuori che da giovine si dilettava nell'import di droghe. Ma è condannato anche, Sì, l'ho visto. Cioè, o lui è un suo omonimo, ma mi pare proprio che sia stato lui nel passato,
Ecco, quindi se hai una bella condanna passata in giudicato per droga, poi diventi preside in Italia. Tu che condanna passata in giudicato hai? Nessuna. E allora vedi che non arriverai da nessuna parte, cioè vai a meglio così, perché io gli specchi ce li ho ancora in casa. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma libertà. Cosa credi? Ce l'ho anch'io lo specchio, solo che il tizio riflesso non mi saluta mai, non è colpa mia, lui è un maleducato. Ogni volta si rompe. No, è un maleducato. Abbassi lo sguardo e ti riesci a guardare allo specchio. 2 volte. Non sembra. Da come sei pettinato non sembra. Ma non è importante come sono pettinato, perché siamo in radio. Lascia perdere, questa cambiamo è la sigla. Ma piace, guarda che se tu dici ancora cambiamo sigla, io aizzo tutti i fan di questa sigla che sono miriadi. Io aizzo quelli contro. Proponete la nuova sigla di Rebelot. No, non ci sono questi colpi di sigla, mi dispiace. Sì, dittatore. Il popolo è stata scelta sovrano, dalle primarie come il titolo sovrano. Della trasmissione, va bene? Allora, dopo Rebelotto, trasmissione democratica, vi ricorderete, avete scelto voi il titolo, con le primarie c'è invece una trasmissione un po' meno democratica, ma anzi forse di più, perché proprio dite la vostra, quindi la fate voi, più democratica, partecipativa di così. Di più o di meno? Di più. E dopo c'è il punto politico con Pierluigi Pellegrin, che non lo so, lo dirà lui se la sua è una trasmissione democratica, e poi c'è il grande palinsesto della noce di Radio Padania, che il martedì, due grandi sorprese. Non vi dico nulla, ma forse stasera c'è. Dillo tu. Enrique Iglesias. Ancora? Stiamo ancora aspettando Gypsy King. Avete ascoltato Rebelot. Un suono perfetto.